Allora, rieccoci qui, sempre con il Presidente Trivellato. Parlavamo appunto anche, chiacchieravamo fuori onda, dei prezzi, no? Anche settore agroalimentare, che è strategico perché poi sono i lavorati immediati dei prodotti dell'agricoltura, sono un punto nostro di forza, hanno ripercussioni a seguito di tutta questa filiera che ha dei costi rilevantissimi sui prezzi poi alla fine finali, sia di acquisto per quanto riguarda voi che anche poi sul consumatore. La questione è sicuramente da un lato un tema che è il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori e quindi degli stipendi e della possibilità di comprare i prodotti o meno. Dall'altro lato invece c'è la necessità per le aziende agricole di avere soddisfazione dal lavoro che viene fatto. In questo la Regione del Veneto ha appena fatto uno stanziamento che permetterà all'interno dei market mini, medi e di grandi dimensioni di far vedere le eccellenze del territorio delle nostre aziende agricole. Venderle? Quindi venderle. Ah, okay. Sarà una cosa appunto che rientra sempre nel ragionamento di una strutturazione di una filiera che permetta la giusta redistribuzione dei soldi di acquisto dei prodotti agricoli. E dall'altro lato però è chiaro che l'aumento di costi, cioè è una situazione ovviamente estremamente complessa, no? E affrontarla è difficile più che altro perché va fatto un ragionamento, le risposte non sono semplici e immediate. Bisogna che ci mettiamo assieme. Io ho apprezzato molto il messaggio di prima che parlava anche delle altre attività produttive. Sì. Infatti io ovviamente rappresento un settore, rappresento quello agricolo, per cui è chiaro che io parlo rispetto alle tematiche che riguardano i miei soci e il mio comparto. Però è chiaro che le difficoltà che noi incontriamo le incontrano tutti i settori, ognuno con le proprie specificità, ognuno con le proprie peculiarità. E infatti io credo che le risposte a questi interrogativi, ma che si traducono solo nella dignità del lavoro e nella giusta retribuzione del lavoro che viene fatto, siano trasversali a tutti i comparti e che quindi sia necessario uno sforzo da parte di tutti noi che rappresentiamo i vari comparti per suggerire o comunque richiedere soluzioni che non siano però, come dire, esclusivamente dirette ad un comparto, ma che siano, che vedano la complessità della situazione, insomma. Infatti diventa fondamentale. Qua la domanda viene dopo, beh, leggo il messaggio che è arrivato: ma quanto sono belli i Colli Euganei, se ne avessi la possibilità mi trasferirei subito ad aprire un'attività agroturistica con galline, animali di corte, altro che città. Sì, non sono tutte rose, vero? Non sono tutte rose, non sono tutte rose e fiori. I Colli Euganei sono sicuramente un bellissimo fiore all'occhiello della nostra provincia. Hanno una potenzialità turistica incredibile, permetterebbero un indotto a livelli che forse neanche ci immaginiamo, sperando anche nella ripresa del turismo estero e quant'altro, però sono fragili. E in questo ultimo periodo la questione dei cinghiali e della fauna selvatica è una problematica importante che deve essere affrontata. Noi dobbiamo cambiare anche approccio rispetto a quello che... Quante migliaia sono adesso? Questa è un'ottima domanda, nel senso che ci viene detto che sono sui 10.000 esemplari. Nell'ultimo anno sono stati abbattuti circa 2.000 esemplari di cinghiali, parliamo. Però sono numeri che non abbiamo... infatti come si fa a censirli che questi sono prolifici da morire, se si nascondono? Cioè... Io credo che potremmo, con l'aiuto anche magari dell'Università di Padova e delle nuove tecnologie, io credo che possiamo mettere in campo, e sarà un oggetto insomma di discussione anche con il nuovo Presidente del Parco Colli, si possano mettere in campo delle risorse e delle competenze che ci possano permettere un chiaro e puntuale conoscenza della problematica in termini numerici, cioè quanti cinghiali ci sono, quanti possono starcene nei Colli Euganei e quindi da là andare a misurare la bontà o meno dell'intervento di abbattimento.
La norma che prevede la protezione della fauna selvatica è ormai obsoleta, perché è una norma che è la legge del 92, no? Esattamente, 157. la 157 del 92 è una legge che è ormai evidentemente obsoleta e che parla appunto di protezione della fauna selvatica. Noi in questo momento, per quanto riguarda alcune zone nella provincia di Padova, i Colli Euganei, bisogna un po' cambiare il punto di vista e passare da una legge di protezione a una legge di gestione della fauna selvatica. Voglio ricordare anche che in Liguria e in Lombardia nell'ultimo periodo sono state trovate tracce di peste suina africana. I cinghiali sono portatori di peste suina africana, non è un problema per l'uomo, nel senso che non è trasmissibile all'uomo, non è direttamente problematica per l'uomo, però è un tipo di infezione che è estremamente resistente, rimane 90 giorni viva e quindi può essere trasportata per diversi chilometri di distanza e può persistere parecchio nell'ambiente. I cinghiali sono portatori, attenzione, perché potrebbe risultare una situazione di ulteriore gravità per quanto riguarda una parte molto importante dell'economia delle aziende agricole, che è la produzione suinicola. Esatto, già ce n'è stato abbastanza con la crisi aviaria, no? Che è anche quella. Sì. È arrivato un altro messaggio, vediamo dalla regia se lo rimettono in onda, così lo leggiamo. Eccolo qua. Buongiorno Elena, mi fa piacere vedere un giovane che si sforza di trasmettere positività in questo settore molto difficile, ma benissimo, auguro un buon lavoro al nuovo presidente, scrive Antonio. Bene. Grazie, ringrazio Antonio. C'è bisogno di lavoro, ce ne sarà effettivamente, immagino, vista tutti i settori aperti e le varie questioni che ancora non sono state irrisolte. Tra l'altro il Ministro delle Politiche Agricole, Patuanelli, aveva affermato un mese fa che i tempi erano maturi per la modifica di questa benedetta legge, per cui voi ve l'aspettavate che che si intervenisse normativamente per cambiare questo settore e quindi cercare di dare un freno alla presenza di questi cinghiali. Ne parliamo da secoli praticamente. Che cos'è che sta ostacolando? Alla fine uno dice dove sta il problema? Ci sono delle problematiche anche ovviamente elettorali, nel senso politico-elettorali, nel senso che è chiaro che parlare di abbattimenti, di selezione di animali selvatici comunque facciano, come dire, vibrare delle corde a molti cittadini. Però va compreso che la tutela, la nostra richiesta non è una richiesta che guarda solo alle aziende agricole, alla riduzione dei danni, che vi assicuro che sono ingentissimi, della fauna selvatica alle aziende agricole e alle produzioni, ma riguarda anche un ragionamento di, come dire, di gestione e di mantenimento, di possibilità di salute e di sicurezza. Ritorniamo al discorso di prima, che è fondamentale. Siamo giunti al termine, comunque ricordiamo il ristoro sui 25.000 euro complessivi in proporzione all'attività, al danno subito, giusto? Sì, negli ultimi 3 anni però è il regime de minimis. Noi chiediamo come organizzazione sindacale di categoria che questi ristori non vengano ricompresi nel regime de minimis, che è un regime che prevede il cumulo degli aiuti, che non sono aiuti ma sono ristori dati negli ultimi 3 anni, fino ad arrivare a un tetto massimo di 25.000 euro. E questo però è diciamo, la risposta al danno subito. A noi interessa fare un ragionamento non di ristoro, non di contributo, ma di prevenzione e di gestione. Allora, grazie Luca Trivellata, Presidente della CIA di Padova, di essere stato qui con noi, grazie a voi telespettatori di averci seguito, di aver partecipato con i vostri messaggi, mandateci le mail, sollecitateci anche sulle questioni che reputate più importanti. Buon proseguimento, buon lavoro, ci rivedremo naturalmente presto e con i nostri telespettatori a domani. Grazie.